argomento della settimana, tra le varie cose, carta di credito sì o no? Paghiamo i contanti, non paghiamo i contanti? Se non paghiamo i contanti blocchiamo l'evasione? Cosa ne pensi? Beh, qui c'è una narrazione, come si dice adesso in gergo, molto, molto facile, però devo dire una cosa. Forse un po' il cane che si morde la coda, ma se si abbassano le spese di gestione delle carte, sicuramente ci sarà un aumento dell'uso delle carte. Sembra un paradosso, ma però ho saputo una cosa interessante: nonostante le disgraziatissime gestioni della disgraziatissima sindaca di Roma, città che sta esplodendo, piena di rifiuti, proseguiamo. So che da un amico che è andato a Roma alcuni giorni fa, e in metropolitana c'è un lettore ottico velocissimo per cui passi la carta al volo e paghi il biglietto. Ecco, questi esempi non devono essere isolati, devono essere permanenti, perché tra l'altro abbassando i costi e non dando una tassa sull'uso del contante, ma premiando chi non lo usa, solo in questo modo si aumenta l'uso della... Due perplessità. La prima, che secondo me la grande evasione non è su questo. Ma assolutamente no. Bisognerebbe rivedere e ritoccare certe grosse aziende. Posso fare una battuta? Posso fare una battuta? Ma le grandi aziende multinazionali a chi pagano le tasse? Amazon a chi paga in Italia? Sì, Mediaset questa settimana ha spostato in Olanda il suo... Quello lo spostano in Olanda quasi tutte le aziende per evitare le scalate alla loro società. Non è un ragione, non è un... Non lo so, no, quello te lo dico perché lo so, non è un fattore di evasione. Però Netflix non paga mica le tasse, tutti quelli che pagano l'abbonamento a Netflix pagano mica le tasse in Italia. Quindi è evidente che bisogna che gli stati affinino le loro cose. Comunque, diciamo, quella è la grande evasione. Per la piccola evita anche alle signore di essere borseggiate se hanno i soldi. Però uno dei problemi, anzi, il problema fondamentale è le commissioni delle banche. È quello il bisogna ridurre. Qualsiasi commerciante dice mi viene a incidere troppo. Prima di tutto comprare lo scatolino che ha un abbonamento di 15-20 euro al mese. Se lo Stato volesse veramente fare un incentivo dovrebbe fare in modo che a scalare questi costano quasi nulla. Mette un incentivo che dura 25 anni, il commerciante non... il commerciante secondo me non dovrebbe pagare niente. No, il commerciante non lo paga o lo paga l'istituto di credito, il quale troverà... Cioè, il commerciante secondo me non dovrebbe pagarlo. Volendo, ci sono tantissimi incentivi. Tu vai in Inghilterra, che ormai pagano qualsiasi cosa, il famoso caffè da €1 lo pagano con la carta di credito, però in un banco hanno 7-8 macchinette, quelli lì con wifi. Certo. Da noi un commerciante fa fatica a prenderne una perché gli costa 15 euro, che ne dica non è poco. Siccome siamo arrivati al 5G, sta prendendo un po' alla volta, vedi, il 5G, quindi è evidente che anche noi possiamo entrare velocissimamente in Europa con tutte queste marchingegni diabolici, che diabolico non sono, perché non è vero che gli anziani non la usano, la usano e come ottantenni che hanno lo smartphone. Lo smartphone ha cambiato la nostra vita. Quindi è una cosa positiva, però vanno tolte i cosiddetti colli di bottiglia. I famosi costi che sono troppo alti. Allora ben venga la carta di credito, secondo noi ridurre i costi e secondo noi l'evasione non sarà formata da questo, ma sarà una maniera in più per essere più comoda e non girare con meno soldi, meno rischio. Beh, la fattura elettronica ha ridotto l'evasione. Sì? Sì. Ma bisogna vedere se è vero o non è vero. Perché, no, ma sembra è dagli incassi, è quella lì. Però è una cosa interessante. Domani parliamo di un altro argomento. Arrivederci, buona giornata.